Sì. Sì. Bene, qui siamo proprio in vetta. Al Monte Conero. Il punto più alto è ancora un po' più su, altri 30 metri di quota. Si può salire, ma lì solo l'esercito. È zona militare. Sì. Quindi se si oltrepassa lì non si è più in regola. Lì non può passare. Bene, buongiorno perché siamo anche in diretta, quindi qualche spettatore ce l'abbiamo in diretta, poi il resto lo si fa in differita, in questa insomma trasmissione ambulante, ve lo sto spiegando qui sotto Senigallia, perché manco da alcuni anni da queste parti, quindi sto spiegando appunto la nostra trasmissione, poi che spesso si è trovata in posti bellissimi del mondo, alberghi eccetera eccetera, continua e come dire, è sempre una trasmissione, nel senso non è che facciamo delle domande a bruciapelo, però qualcuno mi ha chiesto, ha un po' il timore di questo, ultimamente, come dire, inserisco anche la domanda a bruciapelo. Non penso di farlo qui in questa occasione con il patron dell'hotel Monte Conero, ecco, che devo dire è un posto che ricordavo, ero con mia figlia a un incontro con la CEI, mi ricordo, però insomma so che è un posto bellissimo, sapevo di questo e quindi sono venuto chiaramente tornare appunto per dedicarvi un articolo e quindi approfondire meglio. Bene. Ecco, quindi bene, in effetti non mi ero sbagliato perché mi ricordavo vagamente che c'era qualcosa, poi ho notato subito la chiesa, quindi un'abbazia, è un convento, quindi immaginate dormire qui all'Hotel Monte Conero. Da un secolo, diciamo, non è più così casto, mi diceva. Beh sì, i frati sono nati nel 1862, perciò dopo l'unificazione d'Italia. E più da un secolo che i frati non ci sono più. Adesso sono io. C'è la sua famiglia e siamo già alla terza generazione? Sì, terza generazione. Quindi stiamo parlando di una novantina d'anni. Anche mio figlio adesso sta in... Beh, sembra giusto. Ecco, tutto questo ben di Dio proprio. La chiesa funziona? La chiesa funziona, è consacrata, è della curia, chiaramente, e viene usata più che altro per fare matrimoni la domenica. Insomma, mi sembra comunque, ecco, quindi un plus in più per l'offerta del vostro albergo. Sì, ecco, che poi modestamente è un 3 stelle. Beh, è una scelta, sì. Non ha visti i servizi mai un 4 stelle, ma beh, basta chiaramente farne domanda all'assessore al turismo qui del comune di io ho sempre detto che è meglio Cirolo. Ho sempre detto che è meglio un 3 stelle buono che un 4 stelle. Certo, è chiaro che 3 stelle chiaramente avvicina di più la clientela, poi penso non ci sia tutta questa concorrenza. No. Ecco, perché io lo vedo da altre parti, ma poi c'è un simbolo dell'hotelleria nel mondo che è Michil Costa a Corvara, che praticamente è rimasto 4 stelle fino all'anno scorso, solo quest'anno ha deciso di passare alla quinta stella, nonostante lo fosse già molto tranquillamente. Sì. Bagno Vignoni, che era 3 stelle, è passato a 4, ma devo dire ha aspettato appunto parecchio, perché in realtà poi non c'era tutta sta concorrenza, però devo dire che è una cosa che viene un po' alla volta e devo dire che il fatto appunto di essere un monastero, di essere un ex monastero, di avere tra l'altro uno spazio spa, devo dire giusto, ecco, né piccolo né troppo grande, tra l'altro c'è una piscina esterna, quando si dice spa è salute attraverso l'acqua, spa cioè è un po' quello comunque, con l'acqua, l'idromassaggio, no? Queste cose qua, c'è una piscina esterna e anche una jacuzzi che funziona appunto anche volendo tutto l'anno, chiaramente sì, quella è interna, si tiene aperto chiaramente, perché se c'è la possibilità di farlo, perché negli ultimi anni noi chiudiamo di solito a fine ottobre, primi di novembre e poi riapriamo sempre, quindi voi non, quindi non vi spingete a Natale. Natale, prima della pandemia facevamo Capodanno, praticamente Natale e Capodanno. Ecco, quindi adesso ormai sono 4 anni che non lo facciamo più. È una cosa che si è un po' appunto persa. Bisogna reinventarlo. Ma lei mi stava raccontando prima, mentre stavamo collegandoci, nel dietro le quinte, nel backstage, mi diceva appunto che qui in realtà era una zona agricola, quindi a picco sul mare, un po' come Gabicce anche, no? Sempre la regione Marche, no? Con caratteristiche un po' diverse, questo è più monte, Gabicce è proprio
Però qui sì, c'era la zona era tutta quanta agricola, il monte, cioè, sfruttavano la legna del bosco un po', c'erano dei tagliaboschi, e poi era famoso per le cave di pietra. Cavavano la pietra per costruire le case, insomma. Certo. Infatti la caratteristica poi delle spiagge non è solo la sabbia, ma appunto anche queste rocce, no? Le spiagge sono abbastanza sassose. Esatto, che poi qualifica, ecco, le spiagge, perché chiaramente stiamo parlando anche, insomma, di mare bandiera blu, stiamo parlando chiaramente Schirollo è stata una delle prime bandiere blu d'Italia. Ecco, esatto, il posto anche proprio, per esempio adesso spingendoci a Porto Novo, i moscioli chiaramente sono solamente lì perché c'è chiaramente una qualità dell'acqua, no? E quindi il prodotto è migliore. Ecco, è vero che le coste poi prediligono quasi la sporcizia, se vogliamo, è un po' un prodotto così. Non è proprio vero. Quelle veraci si va a vedere da dove provengono, mentre invece queste... Dove c'è l'acqua sporca sono più grosse, perché hanno più da mangiare. Sono dei filtri, ecco, quindi la loro... Però qui tutto il Conero, tutta la zona del Conero è un allevamento naturale, perché crescono dappertutto. Sugli scogli le trovano dappertutto. Poi dopo hanno fatto degli allevamenti, delle coltivazioni controllate, però questa è nata come zona di non cozze, muscioli. In napoletano si chiamano muscioli. I muscioli che effettivamente sono diversi dalle coste, sono piccolini e il frutto della costa effettivamente di grandissima qualità. Io lo paragono addirittura alla piacevolezza dei ricci di mare, che poi si provano soprattutto con lo spaghetto, no? Spaghetto e ricci di mare penso che sia un piatto infallibile per qualsiasi cuoco, anche con i muscioli. Può dire, me lo diceva tra l'altro un signore che si chiama Marcello, che lei conoscerà sicuramente, a Porto Novo, diceva in effetti, come dire, quando è un prodotto di così grande qualità e soprattutto, come dire, in una zona protetta, chiaramente... adesso noi abbiamo, con la storia del parco, abbiamo diversi prodotti protetti che erano tipici della zona. Di terra? No, di mare. Uno sono i ricci, perché qui ce ne sono tanti, i ricci adesso sono protetti anche, ma soprattutto c'erano i balleri. I balleri è una specie di dattero, il dattero è marrone e il ballero è grigio, sempre così, che cresce dentro la roccia. Sono quelli che poi sono vietati, adesso sono protetti, esatto. Ecco, questi sono appunto quelle sono zone. squisitezze che non le trova. Certo, quindi era un po' la scusa per introdurre che oltre all'albergo c'è un ristorante che si chiama Merlin Cocai. Ecco, Merlin Cocai, che non è cioè non c'entra niente con quella disputa del Tokai, un po' come il Prosecco, che il Prosecco è quello di Valdobbiadene, nel Tokai, anche lì c'era quello friulano, no, qui invece è Merlin Cocai, ecco, non c'entra niente col Merlot, non c'entra niente col Tokai, perché cosa significa il nome? Merlin Cocai era un frate che è famoso perché è come si dice, pseudonimo. Non era il suo nome e cognome, ecco. Teofilo Folengo, che è stato quello che ha scritto il Baldus e le Maccarone, chi ha fatto il classico, di solito nel classico lo studia, insomma. Ed è stato il primo che ha scritto l'italiano maccheronico. Questo frate è venuto qui, mandato dal Papa, nel convento, perché c'era una diatriba fra questo convento e un convento che c'è qui sotto, che ormai non c'è più niente, che si chiama San Benedetto, per cercare di sedare le liti. È stato qui 6 o 7 anni, 7-8 anni, lui con il fratello. Proprio qui come nell'eremo. Insomma, nel convento, e nelle Maccheronee, che è un libro, siccome era anche un gastronomo lui, parla del convento di Monteconero e ha scritto anche delle ricette che facevano i frati allora qui in questo convento. E noi così gliel'avete dedicato. Mi abbiamo dedicato. Una sorta di Artusi anche lui, ecco, perché poi, come dire, citavamo ultimamente Maurice von Greenfield, quello che ha scritto il libro sui ristoranti 3 stelle Michelin,
sparsi nel mondo. Artusi 2 secoli fa praticamente più o meno ha fatto la stessa cosa, non c'erano i ristoranti, andava nelle case, ecco, quindi c'erano chiaramente questi. Una ricetta di questo Merlin Cocai, adesso comincio, come dire, un po' a memorizzarlo, ecco, perché poi mi sembra sia un collega, ecco, un collega giornalista, scrittore, e quindi c'è una ricetta ancora che è del vostro ristorante panoramico, dove chiaramente noi facciamo ancora gli stringoli alle verdure, che erano gli stringoli, era una pasta corta di acqua e farina praticamente fatta a mano, con una salsa di verdure qui dai Conero. Ci state facendo anche adesso in carta? Sì, io ho visto i stringoli, non è che sono anche quei ricci di mare per caso, o i moscioli? No, i moscioli no. No, I stringoli li facciamo solo con le verdure. Ah, ecco. Che non sono, gli stringoli non sono gli stridoli che ci sono da me in Romagna, ma magari ci sono anche qua, sì, magari con un altro nome. Più o meno sono stessi. Gli stridoli è una pasta? Una pasta? No, invece gli stridoli è un'erba. No, un'erba che magari ci sarà anche qua, ma abbastanza rara, e quindi bisogna provarli, poi dopo sono da pulire, questo è il problema un po' che c'è, quindi è una preparazione molto lunga. Corta. Invece questa è una pasta, esatto, diciamo, certo. Una pasta che poi si aggiunge acqua e farina, molto semplice. E quindi la vostra cucina, chiaramente essendo comunque qui a picco sul mare, è chiaramente al 50% marina, sì. E poi c'è, come la chiamate voi, cucina non di terra, cucina di montagna, non so, perché siamo a 500 metri comunque, sì. 600 quanti. Ma la cucina marchigiana è molto ricca, noi abbiamo un po' tutta la classica cucina marchigiana, insomma, perché essendo le Marche piccole abbinavano questo fatto del mare con la terra, con i contadini, insomma. Sì. E essendoci tante case coloniche, tanti contadini, c'erano tanti animali da cortile, e la cucina marchigiana è caratteristica proprio per le oche, i conigli, le faraone. Sì. Poi c'è il Vincis Grassi? I Vincis Grassi, i cannelloni, le tagliatelle, perché poi abbiamo noi una parte che prende un po' dall'Emilia Romagna, una parte che un po' prende dall'Abruzzo. Voi avete il ciaiuscolo, adesso forse ci ho preso perché più delle volte lo scambio col caciucco, che è una zuppa di pesce. Ciaiuscolo, è un salume, dico bene. È un salume morbido. Per dire, questi sono chiaramente delle vostre specialità, ecco, quindi il menù, quindi c'è un'ampia scelta. Il ristorante tra l'altro è aperto pranzo e cena, sempre con vista panoramica, c'è un bar che permette a tutti coloro che salgono anche a piedi, in bicicletta, insomma, in qualsiasi modo, che tra l'altro è un tipo di turismo sempre in aumento, perché poi alla fine fa bene, no? E quindi è giusto che si ampli. Da quando c'è il parco, da quando hanno presentato il parco, questo tipo di turismo è aumentato molto. Bene. A piedi o in bicicletta. Ecco, quindi sono pronti e tutto qui al Hotel Monteconero. Se non so, forse prima non l'ho detto, centro benessere, spa, ci sono anche le attrezzature, alcune, della Tecnogym, quindi a disposizione, ma soprattutto sauna finlandese con questa vista bellissima sulla parte sud, mi sembra. Sì. Ok? No, perché qui poi puoi scegliere sud oppure nord, cioè vista da una parte o vista dall'altra. Perché abbiamo il mare intorno praticamente. Ecco, e poi, come dire, si entra, c'è una parte dell'albergo dove noi ci troviamo in questo momento, e dall'altra parte, simmetrico, quindi abbiamo un'altra serie di camere, sempre numeri dispari però. Sì. Non è che di là sono pari, no. Ognuno c'ha un numero. Esatto, però numeri pari abbiamo detto. Le camere numeri pari, sì. Ecco, no, tutti i numeri pari. Per togliere il 13 e il 17. Ecco, così ecco, in quel modo lì chiaramente non ci si sbaglia. Quindi non so, manca qualcosa? Mi sembra che abbiamo detto tutto, quindi ci possiamo salutare qui dal Hotel Monteconero, per il momento 3 stelle, poi si vedrà chiaramente sempre in base anche in generale qui all'aumento della proposta,
perché molte volte si aumentano le stelle, rimane tutto uguale, però c'è un innalzamento, no? C'è un innalzamento, no? Succede, ci sono dei periodi in cui tutti aumentano di uno, no? Però la proposta rimane quella. Le stelle è importante il servizio che diamo. Ecco, questo devo dire molto proprio da Grand Hotel, perché io sinceramente pensavo di essere stato al Grand Hotel, perché mi fece questo effetto, questo insomma albergo che già aveva questi standard, è rimasto, poi magari altri chiaramente hanno innalzato, qui voi siete rimasti così, però l'atmosfera 15-20 anni fa era proprio di andare improvvisamente qui dalle parti anche di Numana, di Sirolo, eccetera, eccetera, di andare al mi dava questa idea di Grand Hotel, no? Con la reception, con appunto il centro benessere, e appunto tutte queste possibilità, questa colazione che tra l'altro viene servita, questo va detto, cioè c'è un ristorante panoramico appunto solo per la colazione e il bar. Sì, c'è una zona divisa. C'è anche il tennis. Il tennis, sì. Anche, e dopo se la pallina però... Ma nel bosco è difficile trovare. Ecco, quindi c'è attenzione, però c'è. Ecco, quindi vi salutiamo, quindi qui dalla regione Marche. Grazie. Voilà.